Allora, insomma, quello che abbiamo sentito era un brano dal titolo ACR, insomma. Sì, come ti dicevo ha un prima, doppio senso oppure... no, ti no, ricordo proprio, solo le belle gite fatte in autobus con la parrocchia quando eravamo giovani a Gadaland, dove che tutti appunto tiravano fuori il proprio panino, ma quello che ce l'aveva con la Nutella e il pancaré proprio spiazzava gli altri di brutto. No, è la canzone che chiude anche i nostri live, che sono, come ti dicevo prima, super movimentati. È tutta una festa, abbiamo i musicisti nel palco, un DJ nel palco che intrattiene e movimenta la serata, e 3 bellissime gottardine, le chiamiamo noi, che sono delle ballerine che allietano il sesso maschile e anche quello femminile, con dispensando sensualità un po' a tutte le prime file, diremmo. Quindi la gente è raccolta tutta le transenne, così ci arrivo. Sì, bello. L'importante è, come ti dicevo prima, fare festa, tutti col sorriso e tutti che saltano e si divertono. Ecco, Alberto Gottardo, prima parlavamo appunto dell'origine un po' comune dei vostri gruppi, ricordiamo anche appunto gli altri band che fanno parte dell'etichetta La Grande V, con i Gottardo Project, i Rumatera, i Limoni, i Sex on the Beaches, i Polar for the Masses, gli Abusivi, tutti veneti, alcuni proprio vicini di casa. Parliamo di voi, dei Rumatera. Vicini di casa, piano, perché parliamo dei 2 chilometri. Parliamo dei 2,5 chilometri di differenza. E la gente pensa in maniera diversa, no? Scherzo. Ovviamente con i Rumatera, con i Limoni, con tutti i ragazzi della Grande V ci conosciamo con alcuni da un sacco di anni. Abbiamo visto crescere i loro progetti, loro hanno visto crescere il nostro, dandoci una mano nel farlo sicuramente, e siamo felicissimi che sia nata questa etichetta che accomuna. Io non la chiamo etichetta perché abbiamo qui Gianrico, però per noi è una famiglia, cioè siamo tutti amici, andiamo tutti allo stesso bar, ci troviamo tutti nella casa dell'amore, che è la casa di Rumatera, e dove vivono loro, e siamo tutti insieme sempre, cioè più che etichetta parliamo di famiglia, insomma. Ecco, Gianrico Cuppari, prima dicevi esportare la nostra musica, la musica del territorio veneto. Da qui già una esperienza recente, verso il 25 aprile se non sbaglio siete stati in Croazia, a Umago, per lo Spring Break. Esatto, allora c'era è stata una manifestazione un po' particolare, perché è una manifestazione organizzata da dei ragazzi di Padova che hanno un'agenzia di viaggi nonché uno staff di organizzazione eventi. Hanno raccolto vari altri staff e varie altre realtà di tutto il nord Italia e anche non solo il nord Italia, e hanno riprodotto questa tipica tradizione americana che è lo spring break, no? Che è quel momento nel quale finiscono i corsi e prima di ricominciare, che c'è questo momento di vacanza dove i ragazzi americani fanno le feste sfrenate. Loro l'hanno presa, hanno esportato in questo villaggio in Croazia, a Umago, dove hanno preso tutto il villaggio. C'erano più di 1 migliaio di ragazzi da tutta Italia. E giustamente ci siamo incontrati che avevano bisogno di qualcuno che facesse un po' di festa a livello di musica live. Poi ovviamente ci sono i DJ, ci sono anche altre iniziative, però comunque avevano anche uno spazio riservato a musica live. Allora noi abbiamo partecipato con i Rumatera, gli Box, i Sex on the Beaches e i Limoni. È stata un'esperienza veramente bellissima. È stato appunto, come dicevi tu, uno dei nostri, per noi poi è una cosa importante perché è uno dei nostri obiettivi, la nostra mission, se vogliamo usare un termine aziendale, è quello proprio di esportare il più possibile al di fuori del Veneto queste proposte musicali, e lì appunto abbiamo avuto la possibilità di esportarla, perché c'erano ragazzi da tutta Italia e c'erano anche persone straniere. Io lavoro anche poi come agente personalmente, per esempio con i Rumatera, che sono un gruppo che, avendo un po' più di anni sulle spalle, ha più possibilità ha avuto più possibilità di creare contatti. Noi spesso andiamo a suonare comunque anche fuori dal Veneto. Addirittura una volta sono andati in Canada, però faceva parte di un concorso, è stata un'esperienza anche quella molto bella. Ci sono i video online, se volete, è un'esperienza anche un po' per certi versi molto divertente. Beh, intanto iniziamo anche a conoscere gli altri gruppi che formano questa etichetta La Grande V, con i Limoni, le ragazze come te. Ci vuoi presentare 2 parole per introdurre la band? Allora, i Limoni sono un progetto che diciamo nasce dalla fusione, diciamo, di 2 gruppi nostri, perché Luca e Giorgio provengono dai Rumatera, mentre Davide proviene dai Gottardo. È stata questa fusione, questo innamoramento, e niente, è un progetto cantato in italiano, molto più su dinamiche, su sonorità comunque
meno, diciamo, dirompenti rispetto a quelli che possono essere i Rheumatario e Gottardo Project. È molto divertente, è un rock molto interessante. Adesso ascoltiamo questo pezzo qui che Ragazza come te, da cui è appena uscito il video ieri, potete trovarlo adesso è in rotazione esclusiva su Odeon per ancora una settimana sul loro canale, dopodiché sarà in rotazione su tutti i network. Comunque su internet c'è il video, è un pezzo molto divertente, molto estivo, molto solare, è arrivata l'estate per fortuna, quindi. E lo ascoltiamo. Scusami perché è più forte. Ancora con i nostri ospiti, Gianrico Cuppari della Grande V, Alberto Gottardo. Progetti futuri, Alberto? Beh, adesso vorrei fare un musical a Broadway, a Broadway, e poi è diventato un come attore. a Broadway, Alberto? Dove fermo? A Cassago? Facciamo a Mira, a Milano. Sì, dopo è diventato un attore, poi regista Hollywood. No, adesso siamo in live con il Credega UFO Tour, abbiamo un sacco di date tutta quest'estate. Adesso me ne vengono in mente qualcuna. Qui a maggio, il 18 siamo al chilometro 01 ad Arino di Dolo, che siamo praticamente a casa. Poi andiamo al chiosco Losco, che è in provincia di Pordenone. Mi sembra che forse vuoi una mano. Bravo, c'è il nostro agente. Allora, il 13 giugno festa della birra a Crocetta del Montello. Il 14 giugno sei a Premaore, festa del vino di Premaore. Sempre in Quindi diciamo quelle più vicine. Sì, possiamo parlare anche del nostro tour stagionale sui cocomeri, le angurie. Sì, sì, perché è venuto fuori una serie di feste. Sì, perché il giovedì 4 luglio sei la festa dell'anguria, mentre il 27 sabato tra Baselga e Padova di luglio sei ai cocomeri sonori. Quindi apparentemente, mentre le altre date che erano appunto in zona poi sono tutte sono a fine luglio, il 25 a Candelù al Pitona Summerfest, 25 luglio, e invece il giorno 9 di agosto a Signoressa con i limoni. Festa della birra. Quindi vi aspettiamo, se passate la festa sarà assicurata. Gianrico Cuppari invece, sì. la grande V dove vuole... Allora, adesso abbiamo questo grossissimo impegno che siamo appena venuti a conoscenza della produzione del musical di Alberto che ci impegnerà tantissimo a livello economico. Speriamo vada bene, se no chiudiamo baracca e burattini. Oltre questo, allora, appena uscito il disco dei Limoni, abbiamo appena uscito anche il disco dei Sex on the Beaches, che è questo gruppo di Padova, sono dei ragazzi che sono appena partiti, quindi hanno solo un 5 pezzi, un EP che è distribuito solo in digitale. Tutti i dischi della Grande V si trovano nei negozi dei DD dischi tradizionali, oltre che ovviamente sui canali digitali. Se non lo trovate nel negozio basta chiedere il titolo del disco e ricordarsi di dire che la distribuzione è Audioglobe, che è un distributore nazionale. I progetti futuri sono un'estate dove staremo un po' fermi a livello discografico, probabilmente con l'uscita ripartiremo verso ottobre-novembre per una questione semplicemente organizzativa, un po' di mercato. D'estate insomma ci si tiene un po' fermi con le uscite, facciamo molti concerti. Vi do questa piccola anteprima che annunciamo, diciamo tra virgolette adesso. Quest'estate avremo una serie di situazioni che si chiamano le notti della Grande V, dove all'interno di una determinata festa suoneranno bene o male 3-4 gruppi della Grande V, e dove si dovrà anche, se ci seguite su internet scoprirete un piccolo giallo che adesso verrà fuori su queste notti, che Alberto parla di famiglia ma alla fine sotto non c'è tutta questa famiglia. Se seguite un po' abbiamo scoperto purtroppo un po' di invidia, un po' di cose. Comunque non possiamo dire niente, troverete tutto nei canali YouTube, nei canali appropriati. Allora, ci salutiamo con un altro brano dei Gottardo Project da Credega UFO. Cosa possiamo ascoltare, Alberto? Pensavamo di ascoltare Butta su Cayman, che è un brano molto esplicativo. Senti che parola già dico. Che è un brano molto esplicativo di quella che è la lingua veneta, di quello che non è che perché adesso siamo borghesi che ci dimentichiamo da dove siamo venuti. Sì. Quindi non è che uno perché parla in italiano è più borghese o è più figo, cioè noi siamo fighi anche se parliamo in dialetto veneto e ci teniamo tantissimo a sta roba. C'è anche questa cosa bella all'inizio della traduzione di alcuni termini, un po' a scopo diciamo un po' didascalico. Se ascoltate bene la canzone c'è sia la traduzione e poi ci sono proprio dei termini che in italiano non esistono, cioè che ne so, se io ti dico destente ga in italiano non esiste,
Cioè ci sono delle parole che se sentirà significa senza i denti. Però senti, senza i denti, in dialetto ti basta una parola. È molto più semplice, è molto anche più semplice, scrivere. è vero. No, è questo, è tutto in tema simpatico comunque. Bene, allora noi diamo spazio alla musica e salutiamo i nostri ospiti, Gianrico Cuppari, promoter e manager discografico, Alberto Gottardo, dei leader dei Gottardo Project, e salutiamo anche le altre band e gli altri membri dei gruppi. Certo. Benissimo, Grazie. grazie mille a Con voi. noi. Gentilissimi.